foglio con patate. Figlio suo, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ottenuto la riconciliazione. Parola di Dio. Si serve di una bella espressione che bene ci introduce nell'odierna festa tutta veneziana del Santissimo Redentore. Dinanzi alla gravità del peccato, scrive il Santo Padre, Dio risponde con la pienezza del perdono. La misericordia sarà sempre più grande di ogni peccato e nessuno può porre un limite all'amore di Dio che perdona. La festa del Santissimo Redentore si lega a un solenne voto del Senato della Repubblica, come ci ha ricordato il provinciale della Fraternità Cappuccina, che ringrazio per le parole che ci ha rivolto, negli anni 1575-76. Non riuscendo a venire a capo del flagello della peste che decimava la popolazione, si affidò alla misericordia di Dio e promise che se la città fosse stata liberata dal morbo avrebbe eretto una nuova basilica dedicata al Redentore. Così da allora ogni anno la città esprime la sua gratitudine a Dio della misericordia, con un imponente pellegrinaggio guidato dal Patriarca e con la partecipazione delle autorità cittadine, che ancora ringrazio per la loro presenza, qui alla Basilica del Santissimo Redentore. Ancora e soprattutto oggi abbiamo bisogno, a livello personale e sociale, della divina misericordia, che è fondamento del perdono reciproco, ma anche vera risorsa capace di plasmare in modo nuovo le relazioni tra le persone e le differenti componenti di una società che è sempre più composita e articolata. Proprio su questo tema oggi
vorrei riflettere con voi. La misericordia, ossia il perdono, la riconciliazione, l'accoglienza, è da considerarsi come una nuova risorsa, una nuova sintesi, un nuovo inizio che ci apre al tutto, non lasciandoci rinchiudere nel particolare. Il tutto, come ricorda il Papa, viene prima della parte. Si tratta così di guardare a quelle realtà che appartengono alla vita degli uomini e che sono l'economia, il diritto, la politica e che di per sé sembrerebbero altro rispetto alla misericordia. Esse devono certamente considerarsi secondo la loro specificità, ma nello stesso tempo sono chiamate a far parte di una realtà più ampia e a integrarsi in un tutto capace di rendere più umana la convivenza sociale. L'etica, che fonda le scelte secondo giustizia ed equità, e la misericordia, che è chiamata a umanizzare tali scelte, fanno in modo che economia, diritto e politica siano realmente a servizio del bene comune, di tutti e di ciascuno, non fermandosi agli indici economici, alla formalità delle leggi e al pragmatismo politico. Ciò che è ineccepibile in termini di scienza economica, giuridica e politica non è detto che lo sia dal punto di vista del rispetto della persona. Il tutto viene prima della parte e vi è quindi qualcosa di sostanziale che viene prima dei puri indicatori economici, della formalità delle leggi, delle prassi politiche. E questo vale tanto nelle relazioni personali e sociali quanto nell'azione politica, sia in ambito amministrativo del territorio, sia a livello della politica nazionale e internazionale, iniziando dall'Europa, che oggi vediamo in grave difficoltà. Le sofferenze dell'Europa si manifestano di fronte all'incapacità o impossibilità di esprimere una politica in grado di rispondere ai problemi, ai bisogni e alle aspettative dei popoli che la compongono. E mi limito qui ad alcuni esempi. L'assenza di una politica estera comune, l'assenza di piani coordinati per il mondo del lavoro, piaga della disoccupazione giovanile e non solo, sostegno vero e reale agli stati più deboli e soprattutto gestione comunitaria del fenomeno dell'immigrazione che non può più essere scaricato su un solo Stato come finora è stato fatto con l'Italia. Alla luce della scandalosa divisione tra l'umanità sazia e l'umanità che fa la fame, è il rapporto tra economia, leggi e politica che va ripensato. Dal punto di vista etico, infatti, non è sufficiente fermarsi alla forma o alle regole, come ho detto, bisogna giungere alla sostanza delle questioni e il fenomeno dell'immigrazione rappresenta soltanto la punta dell'iceberg. Soffermiamoci in proposito sulle parole dell'enciclica Laudato Si. Qualunque soluzione tecnica che le scienze pretendano di apportare sarà impotente se si dimenticano le grandi motivazioni che rendono possibile il vivere insieme, il sacrificio, la bontà. In ogni caso occorrerà fare appello ai credenti affinché siano coerenti con la propria fede e non la contraddicano con le azioni. Bisognerà insistere perché si aprano nuovamente alla grazia di Dio e attingano in profondità dalle proprie convinzioni. Laudato Si, numero 200. C'è qualcosa di sostanziale che va tutelato oltre i pure necessari parametri economici, oltre il doveroso rispetto delle leggi,
oltre le obiettive sintesi della politica, c'è qualcosa che ci riporta alla giustizia, come dicevo, sostanziale, e ciò vale anche nelle relazioni tra i differenti soggetti ecclesiali, dinanzi a situazioni che chiedono di essere sanate. Per una buona convivenza sociale, sicurezza, legalità, certezza della pena sono valori, come lo è anche però la misericordia, ossia il perdono, la riconciliazione, l'accoglienza. La misericordia quindi è apertura di credito nei confronti di chi ha sbagliato forse, o certamente, ma intende riparare il male fatto. Il Vangelo di Giovanni che abbiamo appena ascoltato fa riflettere la struttura della misericordia delineandone il carattere di fondo. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Qui subito viene spontaneo a tutti domandarsi, con la croce di Cristo, il Dio dell'amore, della misericordia, non limita la sua volontà di perdono incondizionato? Perché il Padre ha scelto per il Figlio la dura realtà della croce? Non poteva esserci perdono, misericordia, senza il sacrificio del Figlio? Dio in tal modo non avrebbe espresso una misericordia ancora più grande? E alla fine la salvezza non sarebbe stata in modo più evidente il risultato di un puro atto di amore? Tutto ciò non sarebbe stato più degno di Dio. Ma secondo tale logica si introdurrebbe in Dio una dicotomia tra giustizia e misericordia, un dualismo tra verità e amore, mentre in Dio la giustizia e la misericordia, la verità e l'amore sono un tutt'uno, una sintesi che noi uomini fatichiamo a cogliere. Questo è uno dei motivi per cui il giudizio sugli uomini Dio se lo è riservato in modo gelosissimo. Non si tratta di una questione nuova. Da sempre questo problema interpella e appassiona l'uomo e non si tratta di una questione teorica, ma al contrario, qualcosa che è in grado di fondare su basi nuove il vivere sociale. A ben vedere, alla fine c'è un modo di presentare Dio che appartiene all'incredulità, perché pretende di partire da evidenze umane erette ad assolute e così si finisce per esercitare una sorta di dominio sullo stesso Dio. Ma Dio non accetta tale pretesa. E la vicenda narrata dal libro di Giobbe, che inviterei a leggere, è maestra. Così, rimanendo sul piano della pura logica umana, si finisce per imporre a Dio il proprio modo di pensare e si costruisce così un idolo. La stessa cosa vale per l'umanità di Cristo, il Redentore misericordioso. Se si pensa di ricavarla dall'uomo concreto, l'umanità di Cristo, se si pensa di ricavarla dall'uomo che si incontra in termini di pura psicologia o sociologia, non si riuscirà mai ad attingere la vera umanità di Gesù Cristo. Il criterio, infatti, è la parola di Dio, che è altro rispetto a quella degli uomini. Non è infatti l'esistente ad essere criterio del sì dell'uomo di fede. Allo stesso modo la parola di Dio non può di volta in volta essere piegata da un'interpretazione a prescindere dalle realtà che sempre la precede. La verità è alla fine fondata sull'essere e non sull'interpretazione.
Caso esemplare oggi è il rapporto tra natura e cultura, dove la cultura non può ignorare la natura. Una realtà che di volta in volta si identifica con la pura interpretazione, alla fine diventa ostaggio e preda dell'interpretazione stessa e di quello che l'interpretazione decide della realtà. Trasportiamo questo anche nei rapporti umani e sociali. Allora non esiste più una natura che sia comune riferimento per le culture. La tematica soggiacente al gender, come insegna il Papa nell'enciclica Laudato Si' al numero 156, è il risultato di questa logica. Ritornando alla rivelazione cristiana, la croce si erge come la pietra d'inciampo e come scandalo. Ricordiamo il Vangelo appena letto. Il Figlio è dato dal Padre per la salvezza del mondo. Von Balthasar scrive che la croce di Cristo è il caso serio del cristianesimo, ossia il momento insuperabile, poiché dinanzi alla sua croce risurrezione tutto sta o cade, ed è proprio la croce risurrezione, la Pasqua, che svela la nuova logica di Dio, ovvero il mondo in cui Dio agisce nella storia, e quindi i battezzati sono chiamati a imparare come per Dio valga ciò che va oltre e talvolta si oppone al senso comune dominante. Non è l'idea personale che ciascuno di noi si fa della giustizia e della misericordia di Dio a dire in cosa esse consistono. Al contrario, è la parola di Dio a dirci in che cosa consiste la giustizia e la misericordia e come si compongano fra loro. Va evitato tanto il buonismo assistenzialista, che si disattende le grandi potenzialità e il senso di responsabilità della persona umana, quanto anche il legalismo giustizialista, che dimentica o fa finta di non ricordare la dolorosa storia delle persone e la loro volontà di riscatto. Terminando, accenno qui a una sorta di cammino spirituale che ci conduce dinanzi al Dio della misericordia e della giustizia, superando il livello della pura comprensione e logica umana. L'invito è di stare con animo umile dinanzi a Dio che in ogni momento ci ama, anche se tali modalità a noi sfuggono. Nemmeno la rassegnazione da sola basta, perché la rassegnazione da sola dice la semplice presa d'atto e non ancora il vero abbandono in Dio. La drammatica vicenda del libro di Giobbe, dicevo, è un cammino che tutti, prima o poi, siamo chiamati a percorrere. Solo la vera umiltà del cuore, la certezza di essere sempre amati da Dio, ci consentono di entrare nel mistero della sua misericordia e quindi nel senso vero della festa odierna. E mistero non è sinonimo di assurdità ma dono sovrabbondante di Dio nella mia vita. Invito alla conversione. Il mistero è il dono che Dio fa di sé nella storia e concretamente l'offerta che suscita nell'uomo la risposta che ci costituisce suoi discepoli. Cogliamo così l'invito del Papa che nella bolla Misericordiae Vultus chiede all'intera Chiesa: è mio desiderio che il popolo cristiano rifletta durante il Giubileo sulle opere di misericordia corporale e spirituale,
Sarà un modo per risvegliare la nostra coscienza, spesso, dice il Papa, assopita davanti al dramma della povertà, e per entrare sempre di più nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono i privilegiati della misericordia divina. Conclude il Santo Padre: la predicazione di Gesù ci presenta queste opere di misericordia perché possiamo capire se viviamo o no come Suoi discepoli. Questo sia anche il nostro modo di vivere la festa del Redentore, per riscoprire la misericordia di Dio a partire dalla vicenda concreta di Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Siamo chiamati allora a rinnovarci nell'anima e nel corpo, e solo così, dopo, potremo rinnovare ogni cosa, iniziando dalle relazioni personali e sociali che progressivamente ci plasmano come uomini e donne, come discepoli di Gesù, nostro unico Redentore. Sia lodato Gesù Cristo.
unanimi le nostre comuni richieste a Dio nostro Padre, nello spirito di figli che è stato effuso in noi dal costato di Cristo. Ispiri e sostenga il nostro incessante impegno a ricondurre gli smarriti. Preghiamo. O Dio, Padre di bontà, esaudisci le domande di questa famiglia che hai riconciliato a te, accogliendo il sacrificio della Pasqua di Cristo, tuo Figlio e nostro Redentore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Padre, che ci hai nutriti col pane della vita e dissetati al calice della salvezza, proteggi sempre il tuo popolo, perché libero da ogni pericolo viva nella concordia e nella pace. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Signore Gesù, aumenta la nostra fede. Sì, o Santissimo Redentore, aumenta la nostra fede, poiché solo attraverso una fede forte e coraggiosa sarà a noi possibile esprimere una coerente vita di carità. Le nostre storie personali oggi si sono incontrate per un breve spazio di tempo, quello necessario per transitare dalla riva delle Zattere a quella della Giudecca, dove sorge la basilica che la fede dei nostri padri ti ha innalzato. Questo breve cammino in cui tra noi sconosciuti abbiamo camminato gli uni accanto agli altri è simbolo della nostra vita. Insieme, infatti, ci siamo incamminati verso la meta comune guardando il Signore Gesù e così passo dopo passo abbiamo inteso mettere le premesse per costruire una nuova casa comune, che sia una comunità di persone che camminano in novità di vita. Infine, questa bella e per noi veneziani carissima Basilica del Santissimo Redentore ci ricorda in modo vivo la nostra storia, le nostre tradizioni più care, la nostra fede. Quante volte infatti nei secoli la soglia di questo Tempio è stata varcata dai nostri antichi genitori, che nei momenti del bisogno qui ritrovavano sempre nuovi motivi per andare avanti. Santissimo Redentore, aiuta anche noi ad essere ponti per questo nostro tempo difficile ma affascinante, nelle nostre piccole e fragili persone, affinché nel rispetto e nella salvaguardia della nostra storia e delle nostre tradizioni possiamo essere, secondo le concrete possibilità di ciascuno, uomini e donne accoglienti. Come da sempre, la città di Venezia è spazio di incontro e ponte tra Occidente e Oriente. Tutto questo ti chiediamo, o Santissimo Redentore, nella sera di questo giorno che appartiene alla storia della nostra amatissima città di Venezia e alla fede del nostro amatissimo popolo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua,
Infatti adoriamo con fede viva il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Dio sia benedetto. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua santa e immacolata concezione. Benedetta la sua gloriosa assunzione. Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe, il suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.
Patriarca. Patriarca, grazie. Breve scadenza, siamo insieme l'altra sera. Allora se verifico Ah sì? è più lunga della prossima. Silvia, grazie Patriarca. Grazie maestro, per il suo sprone. Quanto triste Va bene, allora quando è che vai in America? Quando è che vai in America? 29.